Amici bellini, a proposito, sì, amici bellini, we're gonna Bellini, adesso mi guardo un attimo a volo l'Inter, forse, non lo so nemmeno. Comunque questo video è il pre-Atalanta-Napoli, dove faremo le nostre previsioni di formazione, quindi facciamo il giochino dello shutout, chi si avvicina di più vince lo shutout della partita, poi del video, del mio commento e della reazione, dell'analisi. Ma guardate che faccio. Il campo va benissimo, però aspettate, fatemi vedere un attimo l'Inter, dopodiché dopo è molto interessante, quindi non skippate. Sarà breve la reazione dell'Inter, non credo che farò cose pazzesche, però è bene vedere anche gli altri, perché ci sono molti movimenti di mercato, dobbiamo guardare verso l'anno prossimo, quindi fatemi togliere il campo, puff. La situazione, vedete, è nato anche un alberello, non so se lo vedete. Simpatico, un attimo solo. Dai, vediamo, divertiamoci, senza avere patemi d'animo di classifica. Un occhio su Tonali, perché ci piace, lo sapete. Ah, fazzolettino di Sfacimba, fazzolettino, attenzione. No, rilanciano. Bravo, meglio. Tonali recupera. Verticalizzazione immediata, sei un cretino. Donnarumma. Bel gol, bello. E fammi una pizza. Questa non si chiama pizza, si chiama slice. La spallata. Moses si è andato a cercare il rigore. È stata una spina del fianco. Per tutti sti 20 minuti ha messo un sacco di cross. Non so gli interisti cosa ne pensano di Moses, ma molto più efficace di Candreva, credo. Che poi per quanto mi riguarda, la spallata di prima era molto più rigore di questa, ma molto più violenta, senza manco guardare il pallone. Qua è quasi congruo con la corsa, no? È lui che taglia dentro e quindi sei costretto a prenderlo. Ma quello di prima per me era più rigore. Poi, non sono un matematico, per carità. Quasi, Ligabue. Sto terzino sta avendo gli incubi con Moses. Che sta facendo, Marotta? Che sta facendo con quello spray? Via. D'Ambrosio! Diletta. Gagliardini, quello è il famoso maestro Donato Inglese. Prima di tutto ti iscrivi al canale. Ragazzi, questa è una partita che anche un po' piacevole all'inizio. Immagino che i tifosi interisti si divertano. Immagino che per i tifosi del Brescia sia un incubo. Ma che sta facendo? Ecco cosa faceva Marotta, lo spray anti-zanzara. Mamma mia, un acquitrinio. Comunque, io mi sto annoiando un pochino, quindi direi, senza proprio indugi, passiamo direttamente all'analisi, il commento, le previsioni, il pre-partita di Atalanta-Napoli, perché qua mi annoio. Questi nerazzurri qua non ci sono sorprese. Andiamo ai nerazzurri che ci interessano. Swish, swash, swoosh, spick e span. E ad uno mettiamo i giocatori in campo. Toloi, Palomino, pare giochi Palomino non Caldara. Jim City confermato. Freuler, Collini a porta, vabbè, questo è quasi inutile metterlo. Deron, o Derun come si suol dire. Atebor e Gosens credo siano loro sulle fasce. Si parla probabilmente anche di Castagne, non è sicuro, ma non ci farà molta differenza sinceramente. Tutta gente che corre tantissimo. E questo dovrebbe essere il tridente. C'è Muriel che scalpita, insomma sono pericolosissimi. E poi il Napoli, quindi si comincerà da... penso che mettiamo Mertens in attacco. C'ho il dubbio su Milik, però mi sa questa partita da titolarissimi e quindi Insigne. Però c'ho una sorpresa. Metterei Lozano lì e poi vi spiego il perché. C'è Demme a centrocampo, io metterei Fabian e Zielinski, ma Elmas potrebbe essere una soluzione al posto di uno delle due mezze ali. Gulam a sinistra, K2 con Manolas in difesa al centro e tornerebbe Di Lorenzo sulla fascia destra con Ospina in porta. Allora, queste sono scelte mie che non so se verranno confermate, ma l'idea è che questi qua dell'Atalanta corrono come dannati e scoprono molto spesso. Allora è possibile, è plausibile che il Napoli possa mettere in pratica dei contropiedi coi
controfiocchi, perché ed ecco perché vedrei bene Ospina in questa situazione qua, un Ospina che può lanciare Insigne in volo e poi la mette così, o può lanciare Lozano. Ecco perché io vorrei Lozano con praticamente Demme che recupera la palla direttamente a Fabiano Zielinski, lancio per Lozano, o anche Gulam capace di fare un lancio per Lozano, K2 capace di fare un lancio per Lozano in profondità, perché questo Gym City a volte si allarga e va a prendere la mezzala o il terzino che scende e scopre un pochino questa zona qua, dove Freuler non copre tantissimo, De Run copre un po' di più, però molte situazioni in cui loro hanno subito gol sono state quando tutti erano in avanti, Gosen, Adeboro, tutti quanti che cercavano di prendere le seconde palle. Se perdono palla, qua si scopre. Toloi lo sappiamo che arriva fino in aria, un po' come Rahamani, e quindi Palomino viene preso in mezzo a Paccheri da una serie di contropiedi, e potrebbero i nostri velocisti più di Milik essere pericolosissimi in questa zona del campo se il Napoli decide di aspettare e non di fare la partita. Io ho il dubbio, ho la sensazione che il Napoli sarà un po' più guardingo, non come con la SPAL, un po' più come col Verona, cercando di giocarsela. Abbiamo la qualità di per palleggiare tranquillamente, li dobbiamo far correre a vuoto, ma sappiamo che correranno fino al 95esimo. Quindi dobbiamo stare attenti a non sforzarci troppo, dobbiamo, come si dice, gestire anche le forze, considerando che avremo i 5 cambi, quindi potrà entrare un Elmas, potrà entrare un Callejon o un Politano, in avanti lo stesso Milik, tranquillamente, Younes, perché no? Tutta gente che sul breve può fare lo scatto e loro ti seguono, però se tu fai il cambio gioco, ecco che li puoi mettere in difficoltà, perché questa formazione, così come Gasperini l'ha sviluppata, è un vero e proprio 3-4-3 a tutti gli effetti, dove questi esterni, se corrono e ce la fanno e riescono a fare i quinti, ben per loro, ma se non ce la fanno e stanno in attacco e non riescono a rinculare, abbiamo la possibilità di fargli male, come è capitato poi tra l'altro in passato. Quindi i dubbi possono essere a centrocampo per quanto mi riguarda su Elmas. Non credo che Allan non stia in gran forma, però non lo so, non credo. Uno tra Elmas, Fabian e Zielinski vada fuori. Il dubbio sulla sinistra, io credo che Gulam possa avere una chance dall'inizio questa volta, e vorrei rivedere la coppia Manolas K2 che garantisce velocità e fisicità contro questi. La devi avere assolutamente la fisicità. Vedo Ilicic e penso a Mario Rui, devo dirvi la verità, però la rischio così e credo che il Napoli possa fare una buona partita. Vi dovete far sapere voi a questo punto cosa ne pensate, se vi piace pure questo nuovo setup grafico. Questa sarà la maglietta, vedete, è molto elegante, questa è la maglietta per la tattica, quando faremo le nostre lavagnette tattiche, Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate. Da New York Valerio Fluido è tutto, lasciate la vostra formazione e ditemi cosa ne pensate. Speriamo bene, perché sono molto interessato a questa partita. Abbiamo tenuto bene contro le grandi, contro il Barcellona, contro la Juventus, contro l'Inter. Abbiamo tenuto bene, abbiamo fatto bene contro le piccole. Questa squadra io non la considero una grandissima e non la considero una piccola, ovviamente. Sono fortissimi in attacco, segnano sempre, devi stare con tanto di occhi aperti, però sai com'è? Potrebbe anche uscire fuori una grande partita, magari a viso aperto, così. Però noi non rischiamo ultimamente. Non sarà facile, sarà una partita molto tattica. E secondo me la cosa migliore sarebbe resistere sullo 0-0 o fare un gol. Ma arrivare 0-0 al fine primo tempo sarà fondamentale, perché poi Gattuso, che la vede, Gattuso c'ha l'occhio frizzantino, annusa il pericolo, riesce a capire le cose, a fine primo tempo capisce, sistema e poi la andiamo a vincere. Non lo so perché sono così fiducioso oggi, forse perché ho appena fatto la live con voi e quindi la live, andatevi a vedere la live se non l'avete vista, mettete un like alla Caffè Napoli 1926, lasciate un commento, lasciate una cosa e soprattutto vi iscrivete, perché quando vi iscrivete voi cliccate sulla campanella e la prossima volta che sarò live potrete seguirmi live e farmi le domande dal vivo. Se non l'avete vista andatela a vedere, ci siamo molto divertiti. Un abbraccio da New York, Valerio Fluido è tutto, forza Napoli sempre.
Thank you.